Amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un altro caso disperato. Si chiama Maurizio, è venuto a presentarsi a Stranamuro Siciliano diverso tempo fa per la rubrica dei cuori solitari e non riesce a trovare la sua anima gemella. Ciao Maurizio. Ciao. Allora Maurizio, tu ti sei già presentato qui da noi Sì. e giustamente non hai avuto risultati positivi. Sì, Tu perché pensi che sia successo? ma non lo so che cosa è successo. Mi vedo tanto bello, non devono mettere insieme con me. Certo. Non lo so, qualche cosa devo avere io. Certo. Tu che pensi quale sia il motivo? Il motivo può essere il motivo che sono troppo bello per loro. Troppo? Sì, e quindi... Quindi praticamente... Ma se non sbaglio, tu una volta mi hai detto che praticamente tu hai avuto delle telefonate, sì? Sì. Però? No, non vedo. Non vedi che? Sei più chiaro? Chiaro, non la vedo questa cosa. Va. Ah, cioè non ci vedi chiaro praticamente? Sì. Vabbè, e tu questa volta ti sei presentato perché? Perché è proprio, cioè è una cosa disperata quella che c'hai tu, Sì. un bisogno disperato. Sì. Perché tu c'hai questa passione, giustamente. Sì. Bisogna trovare una ragazza per te, giusto? Certo. Vabbè, allora Maurizio, ripetici, come passi tu il tempo nella giornata? Io... Che fai praticamente? Dalla mattina fino alla sera. Intanto tu lavori, giusto? Sì. Che lavoro fai? Parcheggiatore, lo vede dove sono io. Sì. Quindi lavoro abbastanza bene. Da quanto tempo è che lavori qui? Io lavoro da un anno circa. Da un anno? Sì. Sempre qui in questa piazza? Sì. Piazza Enel praticamente? Sì. Come si chiama questa piazza? Via... Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, dove c'è l'Enel praticamente? Dove c'è Lena? Te la passi abbastanza bene? Sì, me la passo abbastanza bene. E fino ad oggi tu praticamente non hai potuto trovare la tua anima gemella? Sì. No. No. Giusto? No. E allora, tu praticamente che tipo di ragazza vai cercando? Ma no, un tipo che fosse più una ragazza seria che ci possiamo amare, cioè tu ci possiamo. Come? Ci possiamo amare. In che senso? Va bene, va. Cioè che vi vogliate bene? Cioè interessa praticamente te volerti bene? Bene. Le carattere dove appartare come me. Guarda lì, così i telespettatori ti vedono. Sì. Ripeti, dai. La ragazza deve essere più. Le carattere deve avere come me. Cioè deve essere dolce, tu sei dolce? Sì, sono dolce. Che hobby hai nella vita? Ma hobby nella vita mi piace andare a spiaggia. Alla spiaggia? Sì. Poi? Giocare a pallone giocare alle gatte, che è possibile. Certo. Così. La mattina a che ora inizi a lavorare? La mattina? Sì. Le persone passano e mi guardano. Cosa? Le persone passano e mi guardano. Vabbè, è normale che ti guardano. Stiamo Stiamo facendo un'intervista per cui certo, lasciali guardare, meglio, no? Meglio, sì, ma però... Ti vergogni? Sono Ti preoccupare, è normale. Sì. Allora, stavamo dicendo, Sì. la mattina a che ora tu cominci a lavorare qui? Dalle 9 in circa. Dalle 9 circa, Sì. fino a? Fino all'una. All'una. Sì. E poi il pomeriggio? Al pomeriggio inizio dalle 4 fino alle 7:30. Cioè orario di ufficio? Sì. Per cui la domenica naturalmente ce l'hai libera? Sì. Per cui è un bel lavoro, non ti puoi lamentare, guadagni bene, giusto? Bene. Sei motorizzato? Io sì. C'ho un motorino. Che tipo di motorino hai? Il motorino è sì. Cosa? Sì. Ah, il sì. Sì. Praticamente abbiamo detto sei motorizzato? Sì. Parliamo invece di aspetto fisico della ragazza, è giusto? Sì. Come ti interessa questa ragazza? Come deve essere? Bionda, bruna? No, bruna. Bruna? Sì. Cioè ti piacciono le ragazze con i capelli neri? Sì. E se per caso magari ti telefonasse qualche ragazza con i capelli biondi? Per me è uguale. L'importanza che Che telefonano? Certo. Giusto? Abbiamo detto tu hai 35 anni, Sì, giusto? sì. Maurizio ha 35 anni. Sì. Che segno zodiacale sei? Io che segno Sì. sono? Ottobre, mi sembra che sono leone, che non mi sbaglio. Ottobre? Sì. Leone? Correggimi Sei tu, sicuro che ammetto, pensi che mi sbaglio però. Vabbè. Eh. Ascolta un'altra cosa.
Tu in questo periodo sei stato ultimamente fidanzato? No? Sì, sì, 2 volte, ha detto. Sei stato 2 volte. Sì, sì. Ed è finita male, giustamente. Sì, sì, E sì. come mai? Ma problemi di carattere. Non andavate andavamo d'accordo. Quanto tempo sei rimasto fidanzato? Un mese. Solo un mese. Sì, un mese. Ora naturalmente ti senti solo Sì, sì, sì. e vai cercando, come sappiamo, Sì. l'anima gemella. L'anima gemella. E a tutti i costi deve spuntare quest'anima gemella. Certo, sì. Va bene Maurizio, ti piace andare a ballare? Sì, sì, sì. La musica ti piace? Sì, abbastanza. Vabbè, e altre cose che ti piace fare? Non so, andare a cena fuori, ti piace? Eh, Andare al cinema? non so. sì, che sono in compagnia, sì, mi piace. Che sono da solo, niente. Ascoltami, contatti con amiche ce n'hai tu? Amiche? Amiche. A che senso? Contatti, cioè ti senti telefonicamente con qualche ragazza? No, no, no. Completamente? No, no. E quanto tempo è che proprio tu non ti senti completamente con nessuna ragazza? Molte mese. Cioè? Sì, perché- Circa 5 mesi, 6 mesi. 5-6 mesi. Sì. Vabbè, amiche telespettatrici, abbiamo visto Maurizio, 35 anni, di Marsala, ha un bel lavoro, è un ragazzo sistemato, non è un delinquente neanche lui, per cui se c'è qualcuna di voi disposta a conoscere a Maurizio, e allora non può fare altro che mettersi in contatto con il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Maurizio è qui, si sente solo e come ripeto va cercando la ragazza ideale, va cercando una ragazza per potersi sistemare e passare il resto della sua vita. Sì, sì. Ha 35 anni però neanche li dimostra, Sì. perché ne dimostra di meno, Certo. giusto? Certo, molto di meno. Mi sembra che sono un bambino, no? Che ne ho 35. Certo. Quindi Porti gli occhiali, sono occhiali da vista? sì, sono occhiali da vitto. Quanti gradi ti mancano? 1,5. Per occhio. No, per uno. Un occhio solo. Sì, sì. E l'altro invece normale. No, non è male. Va bene. Maurizio, vuoi dire qualcosa alle telespettatrici prima che chiudiamo? Magari guardando la telecamera, non so, qualche messaggio vuoi. Che messaggio devo dire? Quello che ti senti di dire. Mi auguro. Alle ragazze magari che ti stanno vedendo in televisione, vuoi dire qualcosa? Perché ti stanno guardando in questo momento. Certo, io le ringrazio perché so che loro cercheranno di telefonarmi e di mettere subito assieme la ragazza quella che per me mettere assieme e dare una felicità a me e a lei. A tutte e due. Sì, io la voglio bene a questa ragazza che ho, io la voglio bene a questa ragazza che si mette con me e lei vuole bene a me. Quindi per me è lo stesso. Che poi che capita che io non si mette con me, pazienza. Cioè, l'importante è l'amicizia. Sì, l'importante L'importante è che ci abbiamo tentato. dici. Certo. Va bene Maurizio, amiche telespettatrici, ripeto, telefonate a Maurizio perché Maurizio è qua che aspetta le vostre telefonate, però una cosa, il cellulare lo deve accendere, Certo, giusto? certo. Perché se le ragazze ti telefonano devono trovare il cellulare acceso, giusto? Certo. Va bene, Alberto vi saluta per la rubrica dei cuori solitari, casi disperati e vi saluta anche... Maurizio. Ciao amici. Ciao.